Ciao tifosi del Napoli. Benvenuto nel nostro canale, dove ti portiamo tutte le novità del team che ti fa battere forte il cuore. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Ora mettiamoci al lavoro. Oggi abbiamo notizie importanti e recenti che riguardano il Napoli, che ha fatto parlare di sé fino all'ultimo giorno di agosto. Il club ha esplorato diverse possibilità di mercato per rendere la rosa di mister Antonio Conte ancora più forte e competitiva. Vediamo i dettagli di questa mossa e cosa potrebbe significare per il futuro della squadra. Fino a fine agosto, il Napoli cercava di rinforzare la propria rosa per affrontare la stagione con ancora più forza. L'obiettivo era chiaro: rendere la squadra di Antonio Conte quanto più completa possibile. Con una gestione attiva e concentrata, Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha dovuto affrontare una situazione complicata. La questione di Victor Osimhen, che ha generato molte speculazioni e investimenti, ha finito per limitare le possibilità di nuovi acquisti. Pur con queste difficoltà, il Napoli riesce a portare un forte rinforzo, l'attaccante belga Romelu Lukaku, che arriva per rinforzare il settore offensivo. Lukaku è noto per la sua capacità di rifinitura e presenza in area, e sicuramente aggiungerà molto alla squadra. L'arrivo di Lukaku, però, non è bastato a soddisfare tutte le esigenze del tecnico. Anche Antonio Conte ha espresso la volontà di rinforzare la fascia destra del centrocampo. Questo settore è cruciale per l'equilibrio della squadra e la profondità delle giocate. La mancanza di un terzino destro affidabile potrebbe essere un punto di vulnerabilità, motivo per cui Conte vede quella posizione come una priorità. Recentemente il giornalista Dario Sarnataro, di Radio Marte, ha portato informazioni interessanti su una possibile soluzione a questo problema. Secondo Sarnataro, il Napoli avrebbe tentato di ingaggiare il terzino destro Wilfried Singo, ex giocatore del Torino, attualmente al Monaco. Singo è noto per la sua velocità e capacità difensiva, e il suo arrivo potrebbe colmare il gap voluto da Conte. Tuttavia, la trattativa non è stata semplice. Il Monaco si è dimostrato restio a liberare Singo e questa situazione ha generato una serie di speculazioni e discussioni tra i club coinvolti. Resta quindi nell'aria l'attesa se il Napoli riuscirà a portare Singo in rosa o se dovrà cercare altre opzioni sul mercato. Insomma, il Napoli sta facendo il massimo per garantire alla squadra di Antonio Conte una buona preparazione per la stagione. L'arrivo di Romelu Lukaku è un rinforzo importante, ma la ricerca di un terzino destro resta una priorità per la squadra. Il tentativo di ingaggiare Wilfried Singo è una chiara indicazione dell'interesse del club a rafforzare questa posizione cruciale. Allora, fan, cosa ne pensi di queste mosse? Crede che il Napoli possa portare Singo o dovrà cercare altre alternative? Lascia la tua opinione nei commenti. E non dimenticare, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale per restare aggiornato su tutte le ultime novità dal Napoli.